Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. Il governo Schifani ha dato il via libera al piano di rientro per il recupero del disavanzo regionale registrato al 31 dicembre 2022. Il piano dovrà passare sotto l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione e successivamente sarà inviato alla Corte dei Conti per la valutazione finale. Operazione della Guardia di Finanza a Caltanissetta contro le frodi legate alla vendita di auto usate. Le Fiamme Gialle hanno trovato oltre 100 auto a cui erano stati scalati i chilometri per essere vendute ad un prezzo maggiore rispetto a quello reale. Una bomba d'aereo americano di 600 libbre è stata fatta brillare in una cava in disuso confiscata alla mafia sul territorio di Montevago, nell'Agrigentino, dopo essere stata rinvenuta lo scorso 16 gennaio nel comune di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, in un fondo agricolo. Un bambino di 6 anni di Gela che aveva ingerito una pila a bottone al litio con la quale stava giocando è stato operato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania con un intervento eseguito in endoscopia. Fortunatamente nessuna conseguenza per il piccolo, che è stato dimesso. Sono 87 i migranti che sono sbarcati a Lampedusa la scorsa notte dopo che 2 barchini salpati da Sfax in Tunisia sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza. A bordo dei natanti anche 24 donne e 3 minori, tutti ivoriani, malesi e guineani. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.